Prossima fermata, Chiesa Votiva. Un autobus parlante per ciechi e ipovedenti e un monitor dedicato per chi vive la sordità. E questa è l'innovazione testata questa mattina dalla MOM nel tragitto comunale di Treviso. Un nuovo e prezioso servizio che a breve diventerà operativo sulla linea 1. Voci e immagini gestite da una rete satellitare che monitora costantemente il movimento dei mezzi dentro e fuori dagli stessi. In modo tale che per i non vedenti e per gli ipovedenti possa essere facile praticare i mezzi del trasporto pubblico, sapendo sempre con naturalmente grande precisione in quale fermata si trovano, quale sarà la prossima fermata, e questo potrà essere fatto sia dalla banchina di attesa dell'autobus così come all'interno del mezzo. Il servizio è lo stesso delle metropolitane, ma finora in Veneto non sarebbe ancora stato applicato sugli autobus. Tra l'altro, oltre che a supporto della disabilità, è anche un servizio al turista, che grazie soprattutto al tragitto sui monitor capirà se ha preso l'autobus giusto. A questa nuova implementazione tecnologica si andrà ad aggiungere a brevissimo l'utilizzo già alla salita sul mezzo di carta o bancomat per il pagamento immediato della singola corsa. Entrerà in funzione a giorni, l'obiettivo è quello di da adesso in poi, non appena tutte le flotte, gli autobus delle flotte cambieranno, tutti i nuovi mezzi saranno dotati di questi sistemi. Al tempo stesso lavoreremo sulle banchine, cioè sulle fermate d'attesa, per rendere anche le banchine accessibili, quindi con l'abbattimento delle barriere architettoniche delle banchine d'attesa delle fermate, con la realizzazione di rampe e di strumenti che consentono un comodo accesso anche ai portatori di disabilità all'autobus stesso.